Allora vi do ufficialmente il benvenuto, buonasera a tutti, porto i saluti della confraternita di Valdobbiadene, della Fondazione Valdobbiadene Spumante che organizza questa serata, questo convegno, come sempre unitamente all'Università degli Studi di Padova e a Cirve. Un convegno che come sempre ha lo scopo di informare, approfondire alcuni temi di carattere generale, ma non solo, ma temi che interessano il mondo vitivinicolo. Saluto a questo proposito i nostri relatori, Luca Rossetto, professore del Dipartimento TESAF all'Università di Padova, Valentina Di Chiara, dottoranda sempre presso l'Ateneo Patavino, e il professor Simone Vincenzi, che questa sera coordinerà i lavori del convegno. Saluto naturalmente Enrico Bortolomiol, Gran Maestro della Confraternita di Valdobbiadene, Floriano Curto, Presidente della Fondazione Valdobbiadene Spumante, saluto anche Franco Adami, Presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, e Piero Antonio Geronazzo, Vice Sindaco di Valdobbiadene, che ringrazio tutti voi per essere qui, e cedo subito la parola al Presidente della Fondazione Floriano Curto per un breve saluto. Ecco, buonasera a tutti, brevemente per un saluto di questo incontro, ormai questo appuntamento annuale, l'ottavo appuntamento che appunto organizziamo questo convegno in occasione anche della consegna del premio di studio che abbiamo ideato per premiare quegli studenti che con il corso di laurea all'Università di Conegliano, la scuola la specializzazione in enologia, fanno una tesi inerente al nostro territorio e al vino del nostro territorio. Appunto questa è un'iniziativa portata avanti nel tempo dalla confraternita con il supporto appunto tecnico e economico della fondazione per creare anche un incontro per dibattere quelle che sono le tematiche di attualità del mondo vino. Quest'anno abbiamo scelto un tema: economia e sostenibilità del vino del nostro territorio, ma dopo sentiremo meglio i relatori che ci espongono queste tematiche. Allora io do il buon lavoro a tutti e ci sentiamo magari dopo per i saluti finali. Grazie Presidente. Breve saluto delle istituzioni, quindi Vice Sindaco Geronazzo. Prego. Grazie alla confraternita per l'invito, vi porto i saluti del Sindaco, ringrazio il Presidente Zambon, il Gran Maestro Bortolomiol e il Presidente della del Consorzio di OCG Adami, il Professor Rossetto, il Professore Vincenzi e la Dottoressa Di Chiara, e vi porto i saluti del Sindaco che si scusa per non essere qui oggi, ma è in Unione Montana come Presidente che il venerdì pomeriggio la consiglio. Io non posso far altro come valdobbiadenese in primis, ma anche amministratore, di ringraziare la confraternita perché sono il primo baluardo che abbiamo sul territorio a protezione e a tutela del territorio e a valorizzazione del nostro territorio. Il premio, ne parlava prima il Presidente Curto, che è stato istituito per gli studenti che promuovono e tutelano con i loro elaborati, con i loro scritti, il territorio del Valdobbiadene di OCG, è l'esempio che la confraternita ha a cuore il nostro territorio, ma lo si vede costantemente con le iniziative che fanno, con i convegni che fanno e con tutto quello che pongono in essere per portare il Valdobbiadene di OCG come il territorio principe della nostra denominazione, sia per la tutela che per la qualità della gestione. Io non posso far altro che ringraziarvi e augurarvi un buon convegno e una buona serata. Grazie. Grazie Vice Sindaco. La confraternita è un baluardo del territorio. La confraternita, lo ricordo, è la più antica confraternita d'Italia che non riguarda la religione. Ecco.
Franco Adami, 2 parole, Presidente del Consorzio di Tutela. Grazie, buonasera a tutti. Non me l'aspettavo, come sempre. Anch'io saluto tutti, non sto a elencare le persone, saluto i partecipanti e volevo sottolineare i titoli della serata. La sostenibilità da un lato e il mercato da quell'altro. E volevo sottolineare il fatto che il mercato ci chiede sostenibilità. Oggi è uno degli elementi per i quali dobbiamo insieme dimostrare che stiamo facendo qualcosa, tutto quello che possiamo, e sappiamo che stiamo facendo tanto, per la sostenibilità. Sostenibilità è una parola ormai abusata, è abusata come tante altre, però ha un valore intrinseco in sé veramente importante. Su questo ci dobbiamo lavorare. Io porto i saluti ovviamente di tutti i soci, riconoscendo una cosa: se non c'era la confraternita, mi onoro di farne parte, ma sul serio, non ci sarebbe il consorzio. Perché dalla confraternita un po' di produttori che si mettono insieme a dire oh, sediamoci qua e cominciamo a parlare di questa cosa, creiamo delle regole, delle attività, qualsiasi cosa. Io mi immagino di essere in questo momento uno di quelli primi che l'hanno fatta, dice ma quanto c'è da fare? Però vi dico una cosa, oggi pur essendo in tanti, pur essendoci tante associazioni sul territorio, dobbiamo continuare a dire ma quanto c'è da fare. Perché stasera non solo di sostenibilità, ma parliamo di successo di mercato, testualmente scritto così, del Prosecco. Ma ci dobbiamo chiedere, e lo faremo a brevissimo, non a breve, oggi, lo stiamo già facendo. Ma noi siamo Prosecco? Ma sì, no. Ma siamo Prosecco, ma guai al mondo non dichiarare sempre da dove. Ce n'è più di uno. Dobbiamo lavorare perché ci siano riconosciuti in quest'area, lo devo dire, ma non perché sono dentro l'area, la respiro, la vivo da tantissimo tempo. Noi abbiamo bisogno di dire Prosecco sì, ma da dove? Quel da dove crea un valore immateriale più elevato che ci deve essere riconosciuto. Il mio lavoro di oggi, ve lo dico, è quello di far sì che ci sia riconosciuto il valore immateriale, non le ho neanche aperte le bottiglie, che è quello che deve essere dovuto a quest'area, che la uso un termine, tutti amano fotografarla, nessuno ci vuole lavorare. Tutti amano dire guarda che bello, lo devo dire in dialetto perché suona ben, guarda che bello, però quando vai a lavorare, specialmente la core zone del patrimonio dell'umanità, allora diventa difficile. Ma noi dobbiamo fare 2 cose: farci riconoscere il valore immateriale, però, e la confraternita su questo avrà un ruolo, e guardo il Gran Maestro, importantissimo, dobbiamo dimostrarlo, non solo attraverso la tracciabilità, ma attraverso una qualità intrinseca che deve essere riconosciuta, e su questo sono sicuro che riusciremo a farlo. Per cui discutiamone in quest'ottica. Vi ringrazio. Se mi vedete che a un certo punto parto è perché c'è una serata che ha organizzato il Comitato UNESCO relativamente alla cultura, del quale abbiamo sempre bisogno, quindi io li comincio alle 7, vado via alle 7:15 e cerco di arrivare un po' di qua, un po' di là. Grazie e buona serata. Grazie Presidente. Quindi direi di aprire subito, prima di aprire i lavori, di consegnare il premio di studio della Fondazione, che per l'8º anno va a un neolaureato in Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche all'Università di Padova. Il premiato di quest'anno è Simone Geronazzo, neo dottore. Complimenti. È stato scelto per la sua tesi di laurea, il tema è valutazione dell'utilizzo di prodotti stabilizzanti per inibire la fermentazione malolattica nel vino Surlì. Poi avremo modo di assaggiare, quindi la seconda sessione sarà dedicata all'assaggio del vino Surlì.
del dottor Simone Geronazzo. Ci presenta un estratto della sua tesi, giusto? Simone Geronazzo è di Valdobbiadene, quindi un po' di orgoglio campanilistico, un commento anche su questo premio. Beh, diciamo per me è un grandissimo onore essere qui e essere stato premiato da questa associazione storica che è appunto la Confraternita di Valdobbiadene. E nulla, per me è un grande onore, grazie a questo premio ho avuto anche il contatto con persone diciamo a livelli alti quali Giancarlo Vason, il quale mi ha portato i suoi ringraziamenti, e per me addentrarmi in questo, diciamo, in questo ambito, di questo settore di cui è la mia passione, mi fa molto onore. Ecco. Sì. Allora, microfono gelato, l'altro microfono, come preferisce, si siede, sta in piedi, uguale per noi. Perfetto, allora spostiamo la sedia, il microfono basta accenderlo e noi stiamo in ascolto. Prova, prova. Allora, come già detto, il titolo della mia tesi è Valutazione dell'utilizzo di prodotti stabilizzanti, ovvero l'isozima, il chitosano e l'acido fumarico, per inibire la fermentazione malolattica in un vino Surlis. Gli scopi di questa tesi sono appunto la valutazione dell'efficacia di questi prodotti nei confronti dei batteri lattici, i quali attuano la fermentazione malolattica, al fine appunto di ottenere una costanza qualitativa del prodotto associata ad una percezione di freschezza, un contenuto alcolico moderato, elevate acidità e aromi primari riconducibili al vitigno di origine. Inoltre vi è anche quello di osservare l'influenza che tali prodotti possono apportare a livello organolettico in questi vini rifermentati in bottiglia. Innanzitutto andiamo a definire cosa sono i batteri lattici e la fermentazione malolattica. I batteri lattici sono dei batteri gram positivi, anaerobi, aerotolleranti, che possiedono un particolare metabolismo legato all'acido malico, chiamato appunto fermentazione malolattica. La fermentazione malolattica consiste appunto nella degradazione dell'acido malico e la produzione di acido lattico e CO2. I prodotti utilizzati in questa tesi sono principalmente tre, come già elencati: l'isozima, il chitosano e l'acido fumarico. L'isozima è l'unico dei tre di origine unicamente animale e per questo motivo deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta. Il chitosano è di origine fungina e animale e l'unica ammessa dall'OIV è appunto quella di origine fungina, in quanto quella animale potrebbe rilasciare delle proteine tossiche residue nel vino. Infine abbiamo l'acido fumarico, che è di origine vegetale e fungina e è l'unico che blocca preventivamente e continuamente in modo certo la fermentazione malolattica, come vedremo in seguito. Il vino Surlis. Il vino Surlis è il tradizionale rifermentato in bottiglia, è un termine francese che può essere tradotto in italiano con l'espressione sui lieviti. Il nostro territorio ha uno stretto legame con questo vino, infatti da tradizione secolare possiamo dire che questo vino viene prodotto già appunto molti anni fa, parlando di appunto tradizione secolare, e viene designato in questo luogo con il termine colfondo. Addentrandoci appunto all'interno di questa tesi si è deciso di far rifermentare una data quantità massa di vino inoculata con un batterio lattico in modo che ci fosse una carica batterica minima in grado di compiere la fermentazione malolattica e appunto testando questi tre prodotti tutti e tre a due dosaggi differenti. Ok,
Andiamo subito ad osservare le cinetiche di rifermentazione e il conseguente consumo di zuccheri. Come possiamo osservare, per tutti quanti i campioni trattati con i diversi prodotti, hanno sia una fase di latenza iniziale che una fase di chiusura fermentativa differente. Per quanto riguarda il controllo, quindi il vino fatto rifermentare solamente con l'aggiunta del batterio lattico, i campioni trattati con entrambi i dosaggi di acido fumarico e lisozima hanno una cinetica pressoché uguale. Questa risulta differente invece per quanto riguarda i campioni trattati con chitosano, in cui si nota un rallentamento fermentativo e quindi un ridotto consumo di zuccheri. In accordo con quanto detto, anche la produzione di etanolo, per quanto riguarda la produzione di etanolo, si può osservare che i campioni trattati con chitosano presentano un tenore alcolico finale minore rispetto ai campioni trattati con gli altri prodotti stabilizzanti. Per quanto riguarda l'acetaldeide, si ha un accumulo iniziale subito dopo l'inoculo e un successivo parziale riassorbimento durante la fase fermentativa. Inoltre si ha un'ulteriore riduzione di acetaldeide in tutti i campioni analizzati, fuorché per quelli trattati con acido fumarico, il quale è l'unico prodotto che, come vedremo in seguito, ha bloccato in modo preventivo e continuativo la fermentazione malolattica. Per quanto riguarda la produzione di acido acetico, rimane invariata per tutti i campioni analizzati, fuorché per quelli trattati con chitosano, in quanto appunto, come abbiamo notato prima, si ha un rallentamento della fermentazione e quindi si ha un maggiore stress da parte del lievito in fase fermentativa. Successivamente si può notare un aumento di acido acetico in tutti i campioni analizzati, fuorché appunto l'acido fumarico, dovuto proprio al fatto che la fermentazione malolattica, durante la fermentazione malolattica i batteri possono produrre, oltre all'acido lattico e CO2, anche acido acetico. E quindi rimane invariata la quantità di acido acetico nei campioni trattati con acido fumarico. Per quanto riguarda infine l'acido lattico, si può osservare come i campioni trattati con acido fumarico presentino quantità di acido lattico pari a 0 in modo preventivo e continuativo. Il chitosano non ha presentato alcun un effetto né battericida né batteriostatico, mentre l'isozima ha un effetto parzialmente batteriostatico all'inizio e successivamente, come possiamo osservare già dalla 16ª settimana, dopo appunto dell'esperimento, presenta appunto la produzione di acido lattico, quindi ha solamente ritardato l'inizio di questa fermentazione. Conclusioni, appunto possiamo dire che l'unico prodotto utilizzato che ha compiuto in maniera efficace e continuativa il suo compito è l'acido fumarico, mentre il prodotto meno indicato in questa tesi, da ciò che appunto ho potuto osservare, è il chitosano, in quanto non ha presentato alcun effetto contro i batteri lattici. Grazie. Mi permetto di aggiungere che l'effetto continuativo del fumarico lo vedremo stasera, che apriamo le bottiglie dopo 2 anni, dopo 1 anno e mezzo. Esatto, 1 anno e mezzo. 1 anno e mezzo. Sì. Allora, però, prima che vada via. Oh. Allora, visto che c'è il microfono, dottor Geronat, tanto complimenti. C'è una particolare attenzione a
questo rapporto fra malolattica, vino che fermenta in bottiglia, importantissimo per chi fa metodo classico, però questa tipologia sui lieviti che c'è nel Conegliano Valdobbiadene assume un ruolo importante perché è curiosa per tutto il mondo, quindi noi ci dobbiamo organizzare a fare le cose bene. Questa è la premessa. L'acido fumarico, la quantità, se puoi dirci qual è, relativamente al fatto che non abbiamo avuto fermentazioni malolattiche in maniera stabile, tra l'altro da quanto ho capito, per cui ripetitiva e quindi confermata. La seconda, se l'acido fumarico ha modificato la percezione acida del vino. I dosaggi utilizzati per tutti e tre i prodotti, li elenco tutti quanti. Per quanto riguarda l'acido fumarico è stato trattato a 30 e 60 grammi ettolitro, l'isozima 15 e 30 grammi ettolitro e chitosano 3 ed 8 grammi ettolitro. Cosa che mi sono dimenticato di dire nelle conclusioni, per quanto riguarda l'acido fumarico è appunto fondamentale preventivare questa aggiunta già dalla vendemmia, in quanto essendo un acido provoca dei cambiamenti di pH e acidità che poi possono andare a squilibrare gli equilibri organolettici, eventuali amari, gusti amari eccetera, a palato e così. Non l'ho utilizzato in vendemmia, volevo solamente dire che nel caso si scelga una base atta a produrre questo colfondo, questo rifermentato in bottiglia, se si vuole utilizzare il fumarico è necessario preventivarlo dalla vendemmia in modo da non esagerare appunto con eventuali altre aggiunte di acidi e avere poi degli squilibri in bocca, ecco. Sì. Anche con Fabrizio, sì. Grazie. Niente. Bene, quindi la parola al professor Vincenzi che coordina i lavori del convegno che possono iniziare a questo punto. Grazie. Grazie anche a Simone Geronazzo per la presentazione. E niente, questa sera io non ho tante cose da dire perché appunto la tematica non è la mia. Vi do comunque il benvenuto, cioè confermo insomma il benvenuto a questa serata che, come è stato detto, ormai siamo arrivati all'8ª edizione. Ma ci sta insomma cambiare gli argomenti, quindi non fare sempre cose chimiche o legate alla flavescenza, insomma spaziamo un pochino su tutto. E mi ricollego a quello che diceva prima il Presidente sulla sostenibilità. 2 sere fa c'era una degustazione di Assenology a cui sono stato invitato, Pino Neri del mondo, e chi ha guidato la degustazione e che è andato a cercarsi tutte le informazioni sui siti è rimasto impressionato da quanto nei siti stessi, cioè ci sia questa attenzione alla sostenibilità, alle certificazioni, che appunto si è reso conto di quanto invece noi in Italia forse siamo un po' indietro su queste cose, cioè abbiamo anche noi le certificazioni, ma all'estero, negli Stati Uniti, Australia, sono molto più attenti e sono molto orgogliosi di mettere queste certificazioni. Per cui appunto la tematica di stasera è anche legata alla sostenibilità, direi che ci sta tutta. E non so come siamo organizzati, forse parte prima. Ok, allora partiamo prima con la parte diciamo del professor Rossetto. Sposto il computer. Ah, no, aspetta. Ok. Ah, qua. Sì, no, è là che si è staccato. E quindi lascio la parola al professor Rossetto. Bene, grazie Simone. Allora, buonasera a tutti. Grazie Simone per questa introduzione e anch'io come Simone
sì, appartengo, insomma, affiliato, si dice, a questo dipartimento che si chiama TESAF, ma in realtà sia il dipartimento di Simone che il mio sono insieme dentro questo centro di ricerca viticoltura, cioè che si chiama ovviamente CIRVE. Bene, allora questa sera io vi parlo invece della parte, diciamo, più economica. Vi parlerò un po' di mercati, vi parlerò un po' di prezzi, vi parlerò un po' di andamenti, di tendenze. Ecco, questa ovviamente è un po' lunga la presentazione, ma non spaventatevi. Io sono molto, riesco anche a concentrare molto la mia presentazione, mi piace anche quando sono con gli studenti andare alle cose più importanti, non ovviamente perdermi troppo in dettagli che poi rischiano di far perdere tempo. È tardi, sono le 7, è venerdì sera. Bene, allora, questa è una, ovviamente non posso, vengo a dirlo a voi che siete veramente la confraternita di un vino, quindi più importante e anche probabilmente uno dei più importanti del mondo, ma sicuramente a me piace questa diapositiva, riporta questo professore, si chiama Oriel Schwetter, che ha fondato anche una delle prime associazioni di economisti del vino, è un newyorkese, e ancora negli anni, pensa ancora negli anni 70, adesso è un po' vecchiotto anche lui, gli piaceva, stampava questa rivista che si chiamava Liquid Asset, cioè il vino è un patrimonio. Ed è un patrimonio perché è un patrimonio dove c'è tanta acqua, un po' di alcol e poi c'è quel po' di percentuale che crea questa meraviglia, questi aromi, questi gusti, questa sensazione, ovviamente, che rende il vino un prodotto che ha il prezzo probabilmente, non ho confrontato con altri settori non alimentari, ma sicuramente nel settore alimentare e delle bevande è quello dove osserviamo delle intervalli di prezzo incredibili. Si va da pochi euro a centinaia, migliaia, decine di migliaia di euro per una bottega. Qui ci sono due miei colleghi, uno dell'università, ormai in pensione anche lui, questo Kim Anderson, l'università di Adelaide, e un altro è invece più giovane, che è Vincent Pinilla dell'Università di Saragozza, che hanno seguito, curato, così con molta cura, la raccolta di dati nel settore vitivinicolo di tutti i paesi del mondo. In questo centro di ricerche del vino ad Adelaide hanno raccolto queste serie storiche per la Francia, arriva addirittura agli inizi dell'Ottocento. E qui è bello appunto osservare questa tendenza, vedete, no? Questa crescita nel dopoguerra, poi una stabilizzazione, perché anche in effetto ovviamente della politica vitivinicola, soprattutto in Europa, che ha ovviamente posto un freno all'aumento delle superfici. Ma quello che incide adesso sono i consumi. Se il vino resta sullo scaffale, se vai in enoteca e nessuno lo compra, non va bene. È il consumatore che decide. Quindi io posso essere il più bravo produttore, ma se non riesco a vendere, ovviamente è un problema. E questi sono i consumi. Quindi anche qui vedete un andamento, per fortuna, simile a quello ovviamente della produzione, con un andamento in crescita e poi una sostanziale stabilità nel corso degli ultimi decenni. Questo appunto è un ottimo appunto risultato, ma come lo abbiamo appunto raggiunto questo risultato? Grazie all'export, il commercio. Qui vedete qua questa curva, vedete che praticamente dal dopoguerra, ma soprattutto dagli anni 80 e in modo particolare gli anni 90, ha avuto un aumento esponenziale. Ovviamente, vedete, da un passato si esportava circa il 10-15%, che sapete è un po' la percentuale di esportazione di altri prodotti agricoli, ma nel vino siamo arrivati al 40%. Quindi vuol dire che, fatta 100 la produzione mondiale, il 40 va in altri paesi. Ed è tanto, vi dico, veramente è una percentuale di internazionalizzazione veramente forte. Ma questo ha salvato il settore vitivinicolo, che aveva questo problema di un eccesso di offerta che l'Europa, nonostante le politiche anche molto restrittive, non riusciva a controllare. E i diritti di impianto, e il controllo, e gli aiuti a rimpianto, alle stirpo, però non ci riuscivano. Però quando il commercio è cresciuto, tutti contenti. Quindi
ecco che il mercato, soprattutto quello europeo, era quello che soffriva, si è sgonfiato grazie appunto a questo importante flusso possibile, grazie ovviamente a questi interventi di liberalizzazione. Adesso siamo molto preoccupati da quello che farà ovviamente il Presidente ovviamente degli Stati Uniti sui dazi, speriamo ovviamente che li applichi ma in maniera ovviamente limitata, che possono avere veramente un effetto veramente depressivo sul commercio. Vedete qui siamo nell'ambito invece qui degli spumanti, anche qui la dogana ci aiuta perché c'è proprio un codice dei vini spumanti, addirittura c'è anche il codice del Prosecco, ma in realtà è stato introdotto solo negli ultimi 4-5 anni, quindi non abbiamo la possibilità di vedere grandi tendenze, però vedete ovviamente come è stato l'andamento delle vendite negli ultimi 20 anni di questo, ovviamente dei vini spumanti. Ovviamente l'Italia, qui la vedete là, quella in verde ovviamente è aumentata, qui c'è il valore perché le quantità sono difficili ovviamente perché magari sono spumanti, un po' c'è il cremant, c'è il champagne, ci sono altri spumanti, come in Italia c'è quello, sì, c'è il prosecco, ma ci sono, quindi si somma praticamente i dollari. Comunque vedete che l'Italia dal 2010 ha avuto una performance decisamente positiva. Siamo a un ritmo medio anno di crescita degli spumanti nel corso degli ultimi 20 anni dell'11%, contro neanche un 4% della Francia in termini di valore. Quindi questo ovviamente indica un successo, come diceva prima il Presidente, di questi vini. Diverso invece è il caso invece della Spagna, che purtroppo paga questa problematica del cava, che ovviamente a differenza del prosecco non riesce a trovare ovviamente anzi ha perso anche un po' di mercato. Andiamo invece ai consumi di questi acquirenti, chi comprano ovviamente questi spumanti, i classici diciamo acquirenti, il Nord America con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, un po' il Giappone, ma soprattutto appunto per i francesi, e ovviamente la classica, ovviamente la Germania. Ovviamente, ma si stanno affacciando vedete, molti altri paesi, ovviamente le numerose indagini fatte anche dai consorzi, ad esempio nel mercato polacco, nel mercato norvegese, nel mercato coreano di questi ultimi anni, evidenziano proprio che c'è una crescita, una domanda che sta veramente appunto crescendo decisamente su livelli, avanguardati i numeri, molto minori rispetto a quelli ovviamente ai miliardi, no, che esportiamo. Qui si tratta ovviamente di 40, 50, 60 milioni, quindi diciamo che entità, ma è importante perché? Perché c'è ovviamente quella che si chiama crescita. Allora qui vedete i prezzi, qui ovviamente noi abbiamo questo vantaggio, qualcuno dice è svantaggio perché abbiamo un rapporto con i francesi, si dice di 1 a 5, quindi una bottiglia praticamente di prosecco, 5 bottiglie di prosecco per una bottiglia ovviamente di champagne, però il punto di forza ovviamente del prosecco è proprio anche ovviamente il prezzo, sì, l'aspetto sicuramente sensoriale, ma il prezzo ovviamente conveniente rispetto ovviamente ai nostri vicini francesi, no? Vedete che anche la Spagna, che qui vedete con il suo cava, soffre ovviamente un prezzo di esportazione, siamo prezzi di esportazione qua, mi raccomando. Ecco. Andiamo ovviamente a un altro, focalizziamoci proprio sui consumi. Questo è un discorso molto importante. Allora, molto spesso si parla di consumi pro capite. Cosa vuol dire consumo pro capite? Significa che c'è un consumo in un paese e viene diviso per tutti gli abitanti. Quindi giovani, meno giovani, anziani, bambini, neonati, tutti. Si chiama, infatti, non è un consumo vero, si chiama consumo apparente. Però almeno ci permette, la UIV ad esempio toglie i minori, però diciamo è sempre, non è molto indicativo. E questo bisognerebbe avere quello che si chiama tasso di penetrazione. Questo sì che ci dà tante più informazioni. Cosa significa tasso di penetrazione? Vogliamo sapere qual è la quota di popolazione che beve almeno un bicchiere di prosecco o di spumante una volta all'anno. Perché purtroppo ci sono paesi dove magari ci sono individui che consumano tanto vino, ma in realtà c'è una quota che ancora non lo consuma per vari motivi. E in Italia è intorno al 40%, insomma è abbastanza alta anche in Italia.
sembra, no, diciamo, grandi bevitori, ma in realtà quelli che bevono tanto e quelli che bevono poco a volte non bevono in realtà. Quindi c'è e questo è interessante soprattutto per i mercati emergenti, dove molto spesso abbiamo sicuramente dei consumi bassi, che sono 2-3 litri per capite anno, cosa sono? Niente. Però quello che è importante è avere il tasso di penetrazione, perché molto spesso questi consumi sono segmentati, cioè sono delle nicchie o dei ricchi o che gli piace o quant'altro che consumano e apprezzano appunto il vino. E quindi ci sarebbe ulteriori potenzialità ovviamente di espansione di questo mercato. Qui vedete un po' di consumi pro capite, quelli nei nostri paesi classici, no? Francia, Italia, Spagna, sono in calo, però per fortuna che stanno aumentando in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, e questo ovviamente è quello che porta ovviamente al commercio internazionale, anche perché sì, certo che gli Stati Uniti sono produttori, ma producono una quantità insufficiente rispetto alle richieste. Poi c'è tutto, qui avevo fatto uno studio ancora tempo fa, tutta una serie ovviamente di paesi che hanno dei consumi un po' così, o sono bassi, o sono instabili, o sono di nicchia, quindi e mercati un po' complessi che andrebbero ovviamente seguiti, ma qui i consorzi sono molto abili, con molta attenzione. Qui vedete, solo per darvi un'idea, qui non si vede niente, ma in realtà è tutto il mondo c'è qua, ma è tutto azzurro, vuol dire che magari poco, ma si compra vino. C'è una piccolissima isola in mezzo all'oceano, che io sono stato, che si chiama isola di Pitcairn, 30 persone vivono in quest'isola, non molto bella, dicono che sti residenti siano quelli della mutinati del Bounty, quindi, però anche loro importano spumante, per celebrazioni, per l'evento, ma si sposa dopo 10 anni, il primo matrimonio dopo 3 anni, che ne so, il bambino che nasce, quindi un evento celebrativo, un simbolico celebrativo, e questo è ovviamente la funzione appunto di questi. Mi soffermo solamente per dire, c'è una letteratura sui vini sfumanti che è molto cresciuta negli ultimi anni, soprattutto sul consumo, perché si consuma il vino con le bollicine, no? Con le bubbles, no? Quindi il vino con le bubbles, e la conclusione è che questo consumo di bubbles è un consumo diverso dal vino fermo. C'è anche poca sostituzione ovviamente tra i due. Quindi ovviamente è un segmento che è cresciuto soprattutto negli ultimi 10-20 anni, che è in continua crescita, ormai la quota di spumanti esportati è circa il 10% sul totale ovviamente dei vini del totale di tutti i vini appunto esportati, ma quello che caratterizza è soprattutto, sì, anche nei vini fermi, ma nei spumanti è ancora più evidente la componente esperienziale, la componente simbolica. Qui vedete un po' di mappe dove abbiamo esportato, nonché che cambia ovviamente tantissimo la mappa di questi ultimi 20 anni. Certo che è entrata appunto la Gran Bretagna, forse la Germania si è un po' attenuata, però insomma i grandi, vedete, esportiamo un po' dappertutto. Certo che sono aumentate le quantità. Vediamo su questo che si chiama posizionamento. Il posizionamento è dove si colloca questo vino spumante nei vari paesi. Qui c'è ovviamente una prima immagine di dove delle esportazioni appunto dell'Italia, del volume appunto esportato e soprattutto in la linea blu del prezzo. Certo che la Francia esporta un prezzo intorno ai 20, noi intorno ai 5, quindi è molto più basso. Vedete, ci sono dei paesi un po' strani. No, ma ovviamente chi conosce il mercato del vino sa già, ovviamente mi riferisco a alcuni paesi del sud-est asiatico come Taiwan, come Singapore, dove questi sono grandi, importanti mercati di esportazione di vini molto costosi. Come ovviamente vedete qui. Ma anche altri paesi sono diventati mercati di esportazione, come ad esempio il caso del Belgio per la Gran Bretagna o il caso della Turchia per quanto riguarda la triangolazione con la Russia. Qui vedete dove esportiamo, ovviamente è abbastanza evidente che in volume esportiamo primo negli Stati Uniti, poi ovviamente in Gran Bretagna, Germania, poi tutta una serie. Ovviamente, questi sono dati che dovrei un po' aggiornare, sono del 2022. Vi faccio invece vedere le differenze dei prezzi. Vedete questo diagramma, vede i prezzi di esportazione
nelle varie destinazioni. Guarda qua, è proprio il Vaticano è quello che importa lo spumante ha il prezzo ovviamente più alto. Ovviamente si parla sempre di spumanti appunto italiani. Poi vedete addirittura la Tunisia ne esporta poco ma ne esporta buono, e vedete la Germania, i grandi diciamo importatori, o la Gran Bretagna, si aggirano tra i 4 e i 5 euro, quello che ovviamente emerge dal prezzo di esportazione. Qui non vorrei, è solamente un focus sui nostri principali diciamo acquirenti. Qui mette in evidenza in giallo, vedete, bastate solo il giallo, che i consumi si situano tra i 10 e probabilmente, ma c'è un effetto inflattivo che probabilmente ha aumentato in questi ultimi 2 anni ovviamente i prezzi, comunque intorno a questo intervallo di prezzo. Qui ovviamente abbiamo appunto gli Stati Uniti, invece ci alziamo, andiamo intorno ai 14-15 dollari, e andiamo a la Germania sono un po' più tirchietti, perché ovviamente invece consumano con prezzi, e lo sappiamo, anche hanno un potere mercato più alto, però consumano a prezzi più bassi. Basta, per quanto riguarda il mercato italiano non volevo spendere molto tempo. Volevo dire questo, vedete abbiamo anche qui un'idea, queste sono solamente però le vendite al dettaglio, vedete, quindi vedete che anche qui il prezzo, vedete abbiamo i 4-5 euro, vedete che i prezzi alti interessano, almeno sto parlando ovviamente di supermercato, cosa il 10% delle vendite, no? Ovviamente parlo sempre del canale retail, cioè ovviamente la grande distribuzione organizzata del cash and carry. Conclusioni, vedete che il mercato del prosecco è molto ampio, è molto pervasivo, si è diffuso a livello ovviamente di paesi, si è diffuso in alcuni paesi, abbiamo qualche problemino, ma forse il prosecco è diventato una specie di come la locomotiva, cioè ci porta, è un simbolo che è diventato, che traina ovviamente un effetto di traino anche di altri prodotti, magari di altri prodotti appunto vitivinicoli. Fa conoscere appunto l'Italia, a parte che sono paesi molto lontani, vabbè, in Giappone non è che sia un gran consumatore, però diciamo arriviamo in paesi molto molto lontani. Il problema è che si parlava prima di origine, ha ragione ovviamente appunto il Presidente, ma io noto che il nome Prosecco resta ovviamente nella testa di più che tante altre distinzioni, no? Abbiamo fatto altre, e soprattutto ci sono, ahimè, ci sono ovviamente dei locali, delle filiere di distributive dove il markup diventa enorme. Io, guardate, ero a San Francisco a giugno, mi sono fermato, ero con il professor Galletto, mi fa, ma hai visto quel menu? Andiamo dentro, andiamo a chiedere, ed era vero. Sapete qual è questo? È un Brut Prosecco Paladino, che conosco io, Carlo, da tanti anni, e vedete, venne venduto a $20 al calice, vabbè, hanno un calice un po' più grande loro rispetto al nostro, $20, ma a 80 la bottiglia, di più del champagne. Quindi sono andato a chiedere, detto, se era vero, perché non ci credevo. Quindi vedete che tipo, vabbè, è un caso, è un ristorante particolare, ma non mi sembra proprio così, insomma, è molto bello qui, ma in realtà guardate che non era proprio così di grande, però diciamo, ero a Market Street, quindi ero proprio in centro ovviamente di San Francisco, e qui ovviamente c'era ovviamente una clientela molto danarosa, e quindi magari per loro $80 è niente. Quindi vedete, però ovviamente questo ci fa perdere un sacco di valore, che se lo portano a casa gli altri, sfruttando il nostro nome, il nostro prodotto. Ecco, quindi ovviamente non è facile sicuramente controllare, perché una volta che tu hai venduto il prodotto e l'hai esportato all'importatore, bisognerebbe fare degli accordi ovviamente con eventualmente gli importatori, però non è facile appunto perché sfugge ovviamente al controllo di chi produce. Conclusioni e fine. Vedete, abbiamo un prezzo non particolarmente all'export non particolarmente elevato, ma questo è anche un punto di forza, un posizionamento medio in Germania e in Gran Bretagna, un po' più alto appunto negli Stati Uniti, competizione sicuramente elevata con i nostri amici francesi, ma soprattutto appunto spagnoli, ma anche ovviamente la Francia è un mercato che si sta appunto espandendo. E infine, ovviamente, volevo solo farvi appunto notare che questa diffusione
del consumo del Prosecco, appunto, comunque di spumante italiano, che è la maggior parte rappresentato ovviamente dal Prosecco, ovviamente richiede una notevole anche attenzione da parte appunto dell'esperto di mercato per andare a individuare tutta una serie appunto di fattori culturali, psicologici e quant'altro per ovviamente cercare appunto di capire questo appunto consumatore, ma poi ovviamente abbiamo il problema purtroppo anche della competizione. Sì, possiamo andare alla fiera di San Francisco, alla fiera di Chicago, alla fiera di New York con il prodotto, no? Con la bottiglia di rappresentanza, però poi ogni produttore vorrebbe avere ovviamente il suo prodotto e quindi c'è anche una competizione. Qui si apre appunto infine questo punto di domanda sui, speriamo di no, sui effetti di potenziali dazi che potrebbe appunto reintrodurre il Presidente Trump nel corso a quando tornerà ovviamente quando si siederà in Casa Bianca. Bene, grazie, se avete domande sono qua. Siamo a Valentina. C'è la sedia qua. Quindi. Bene, grazie mille. Buonasera a tutti. Io sono stata invitata qui stasera per parlare del rapporto di sostenibilità del Conegliano Valdobbiadene, è un lavoro che abbiamo svolto insieme al Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene. Abbiamo parlato più volte stasera dell'importanza del tema della sostenibilità e quindi capirete anche l'importanza di dover rendicontare queste tematiche. Partiamo da una breve introduzione sul perché è importante oggi parlare di sostenibilità, perché il consumatore lo richiede. Questo grafico a torta è un estratto dell'ultimo rapporto COP, in pratica sono le risposte alla domanda quale ruolo ricopre oggi la sostenibilità ambientale nella sua quotidianità. Circa il 90% dei consumatori ha risposto che la sostenibilità in qualche modo è importante, almeno è importante per il 62% dei consumatori e ha un ruolo centrale per il 29% dei consumatori. Questo è vero anche per i consumatori di vino, anche se oggi hanno ancora le idee poco chiare su cosa sia davvero la sostenibilità nel contesto vitivinicolo. Il consumatore medio non conosce quali sono gli attributi di sostenibilità, però la letteratura mette in evidenza come se il consumatore viene informato sui benefici, sulle buone pratiche che vengono adottate, sui benefici delle buone pratiche, questo risulta essere interessato ai prodotti che hanno caratteristiche di sostenibilità e dichiara anche di voler pagare un premio di prezzo in più per questi prodotti. Oggi viene, diciamo, come dicevamo, il consumatore fa ancora tanta confusione, non capisce bene qual è la differenza tra vino biologico, vino biodinamico, vino naturale, vino sostenibile, tende a percepire tutti questi prodotti sotto uno stesso ombrello della sostenibilità. Però in generale comunque questa tematica, l'importanza di questa tematica ha avuto un effetto positivo sul sistema distributivo, nel senso che alcuni mercati, in particolare quelli gestiti dai monopoli, la sostenibilità diventa un prerequisito per l'accesso ai mercati. Ci sono alcuni mercati come ad esempio quelli del nord Europa, ad esempio il monopolio svedese, che nei tender che apre richiede una certificazione di sostenibilità per poter partecipare. Questo non riguarda soltanto i mercati del nord Europa che, diciamo, sono rinomati per avere una certa sensibilità a queste tematiche, ma sta coinvolgendo sempre di più diversi paesi. E ovviamente anche la politica va in quella direzione, lo sappiamo benissimo, già dalla proposta di riforma della PAC si parlava di introdurre dei requisiti che riguardassero non solo gli aspetti economici, che consentissero di raggiungere non solo degli obiettivi economici ma anche ambientali e sociali. Oggi la PAC propone 10 obiettivi, di cui 9 specifici e 3 per ogni pilastro della sostenibilità.
E poi anche il Farm to Fork ovviamente ha posto degli obiettivi molto stringenti da raggiungere entro il 2030, che prevedono la riduzione del 50% dei pesticidi chimici, la riduzione del 50% della perdita di nutrienti, la riduzione del 20% dell'utilizzo di fertilizzanti e il raggiungimento del 25% della superficie agricola biologica. Quindi ovviamente la sostenibilità è importante, bisogna che le aziende e che le denominazioni inizino a integrare le buone pratiche di sostenibilità nella gestione ordinaria delle attività, e oltre, diciamo, ad essere sostenibili, le aziende devono anche comunicarlo, devono anche rendicontarlo. Questo a fronte anche di tutta una serie di novità normative che sono state introdotte negli ultimi anni. Nel 2022 la normativa CSRD ha ampliato la platea di aziende soggette ad obbligo di rendicontazione non finanziaria. Questo significa che anche medie e piccole imprese quotate saranno obbligate a redigere un report non finanziario, quindi un bilancio di sostenibilità. La recentissima normativa sul greenwashing ha posto, diciamo, un veto su questi claim generici che riguardano il tema della sostenibilità, quindi bisogna fare una comunicazione che sia vera, basata su dei dati concreti. E il regolamento, l'ultimo regolamento dopo IGP, questo nuovo regolamento di cui si sente tanto parlare, introduce all'articolo 8, suggerisce ai consorzi di tutela di redigere dei report di sostenibilità che rendicontino le buone pratiche che vengono adottate all'interno delle denominazioni, e poi anche le certificazioni di sostenibilità di cui si è parlato anche prima, richiedono, come ad esempio Equalitas, richiedono l'obbligo, è un requisito obbligatorio quello di redigere un bilancio di sostenibilità. E quindi proprio in quest'ottica, insieme al Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, abbiamo lavorato lo scorso anno, pubblicato tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo, il primo report di sostenibilità della denominazione. E che cos'è? È un documento che presenta in maniera completa tutte le attività di un'organizzazione, in questo caso della denominazione, e fa emergere in modo documentato le performance della denominazione rispetto ai temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Quindi insieme al consorzio abbiamo valutato gli impatti della denominazione e rendicontato tutte le attività che la denominazione fa per cercare di ridurre tali impatti. È un documento molto importante perché informa i soggetti interessati, quindi tutti gli stakeholder, non solo i consumatori, oggi anche le banche richiedono questi report non finanziari, e supporta la pianificazione e il controllo, quindi non è soltanto un documento di comunicazione, ma un documento che può essere anche utilizzato proprio per misurare le performance, monitorarle nel tempo, proporre degli obiettivi, delle strategie per cercare di ridurre, di migliorare tali performance. E poi ovviamente contribuisce a migliorare la reputazione, a incrementare e fidelizzare al brand. Un consumatore che è in grado di sapere quello che fa una denominazione, un territorio, un'organizzazione per cercare di ridurre i propri impatti, è sicuramente un consumatore che può informarsi e che quindi vede, diciamo, una sorta di apertura da parte di chi redige questo tipo di documento. Con il consorzio abbiamo deciso di redigere il bilancio con riferimento agli standard GRI. GRI è l'acronimo di Global Reporting Initiative, è un'organizzazione che ha definito questi standard per la rendicontazione delle performance di sostenibilità, che oggi viene utilizzato a livello internazionale in tutto il mondo e in tutti i settori. Quindi consente di avere un linguaggio condiviso tra tutti gli operatori, una stessa informazione viene rendicontata allo stesso modo in Italia come in Cina e in settori completamente diversi, consente una qualità, una comparabilità globale delle informazioni, soprattutto nel tempo, quindi per vedere i miglioramenti che si hanno nel tempo, e poi ovviamente consente di garantire la trasparenza e la responsabilizzazione delle organizzazioni riguardo ai temi della sostenibilità. Questo è il gruppo di lavoro che ha lavorato a questo bilancio. Come vedete è un gruppo costituito da tantissime persone, quindi è un lavoro non sicuramente semplice, prevede l'analisi di moltissimi dati. E queste sono le fonti che, diciamo, una parte delle fonti che abbiamo utilizzato per la redazione di questo bilancio.
materiali vari forniti dal consorzio sui progetti che sono stati portati avanti nel tempo. Il rapporto economico 2022, lo sapete benissimo, il CIRBE da 20 anni lavora a questo rapporto economico e i dati raccolti attraverso questi questionari sono serviti proprio alla redazione, hanno contribuito alla redazione di questo bilancio. Parallelamente è stata svolta un'indagine che questa volta ha coinvolto le aziende agricole, quindi i viticoltori. Questo ci ha consentito di raccogliere tutta una serie di informazioni legate alle buone pratiche ambientali, quindi di gestione del vigneto. Abbiamo lavorato sui dati dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro Veneto, quindi di Veneto Lavoro, dati INAIL, dossier di candidatura dell'UNESCO, i report di Valore Italia e i dati di Valore Italia. E questo è il risultato, l'indice del bilancio. Ovviamente per me è impossibile presentare tutto il lavoro che è stato fatto, quindi vi presenterò veramente brevemente un po' i contenuti del documento. Il capitolo 3, 4, 5 e 6 sono i capitoli di contenuto, quelli dove vengono effettivamente rendicontate le performance. Il primo capitolo presenta la denominazione e il consorzio di tutela e il secondo capitolo invece spiega le modalità e i criteri che sono stati utilizzati per l'identificazione dei temi da trattare all'interno del bilancio. Diciamo che il bilancio si conclude poi con una sintesi del contenuto e poi una nota metodologica su come è stato redatto. Quindi il capitolo 3 tratta del territorio e della sua tutela, racconta le colline del Conegliano e Val Dobbiadene, questo bellissimo territorio patrimonio dell'UNESCO, spiega la diversità dei suoli e dei microclimi che sono poi ciò che caratterizza anche la denominazione, e poi c'è un capitolo molto importante sulle buone pratiche in vigneto, quindi le buone pratiche che vengono adottate dalle aziende del territorio per cercare di ridurre i propri impatti. Qui ho riportato degli estratti del bilancio. Questa è la prima pagina del capitolo 3 e qui, come potete vedere, vengono rendicontate informazioni legate alla gestione antiparassitaria. Ad esempio ci sono dati sull'utilizzo dei DSS all'interno della denominazione, l'utilizzo di rotatrici sostenibili all'interno della denominazione, biostimolanti, corroboranti. C'è un focus, il capitolo 4 è dedicato completamente al vino, alla produzione e alle performance economiche della denominazione, viene spiegato cos'è il Conegliano Valdobbiadene e le diverse tipologie di vino che esistono. C'è tutto un focus sulle produzioni, sui mercati, sulle performance economiche, il valore generato da questo prodotto, e poi c'è una parte molto importante legata invece alle buone pratiche in cantina, quindi tutte le attività legate alla gestione attenta dell'acqua in cantina, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, piuttosto che alla valorizzazione dei sottoprodotti di cantina. Qui sempre delle immagini, ad esempio qui è un estratto del mercato nazionale e internazionale con dati su canali di vendita, paesi di riferimento. Un capitolo molto importante è quello legato alle persone della denominazione, quindi il capitale umano, i lavoratori, ma anche la comunità, quindi il rapporto, questa convivenza tra la comunità locale e la denominazione, e poi l'attenzione per i consumatori per garantire un prodotto sicuro e ovviamente di qualità. Quindi come vedete anche qua, qui c'è una suddivisione per quota di addetti in termini di uomini e donne, la presenza di giovani all'interno della denominazione, informazioni sulle iniziative portate avanti dalla denominazione per cercare di far crescere la comunità, informazioni sui controlli che vengono fatti sui vini per garantire prodotti di qualità ai consumatori. L'ultimo capitolo è quello invece legato alla valorizzazione del vino e del territorio, quindi come viene comunicato il Conegliano Valdobbiadene, i valori che vengono trasmessi, le attività di promozione che vengono portate avanti sia dal consorzio di tutela ma dalle aziende stesse, e poi le attività di turismo del vino, l'enoturismo, un elemento molto importante perché crea questo legame tra proprio il vino e il territorio. E quindi anche qua si riportano degli estratti su ciò che viene raccontato.
Questa slide mostra un po' una sintesi dei contenuti di questi capitoli in termini di pilastri di sostenibilità. Quindi all'interno di ognuno di questi capitoli è possibile vedere come la denominazione si è impegnata per cercare di ridurre gli impatti sia in termini di sostenibilità ambientale che sociale che economica. Quindi nel capitolo 3 si vede come le attività portate avanti dalle aziende del territorio consentono di ridurre l'impatto ambientale grazie ad una gestione attenta del vigneto e come contribuiscono al ripristino dei valori dinamici dell'ambiente. Un effetto positivo si ha anche sulla comunità e sui lavoratori, perché l'impegno per cercare di ridurre i trattamenti e per eliminare i principi attivi più tossici ha dei benefici anche sulla comunità e i lavoratori, così come tutte le attività che sono mirate al mantenimento del paesaggio. E poi ovviamente anche degli effetti positivi si hanno in termini di costi, perché la riduzione degli input ovviamente porta ad una riduzione dei costi e poi questi interventi possono portare a dei benefici di lungo periodo. Il capitolo 4 è più focalizzato invece sulla riduzione dell'impatto ambientale ovviamente nei processi di cantina e anche in termini di sostenibilità economica si possono vedere i benefici a breve e a lungo termine. Il capitolo 5 ovviamente è più incentrato sulle persone, quindi molto focalizzato sulla sostenibilità sociale, focus sui lavoratori, sulla comunità locale, sui consumatori, quindi impatti e benefici e diciamo attività che la denominazione sta portando avanti per cercare di ridurre gli impatti su queste figure, e questo porta poi anche a dei benefici da un punto di vista economico per i lavoratori, perché tutte le attività che vengono portate avanti creano delle competenze e delle professionalità all'interno del territorio. E poi l'ultimo, che invece riguarda la valorizzazione del vino e del territorio. Qui c'è un forte legame tra sostenibilità sociale e sostenibilità economica, tutte le attività che vengono organizzate per cercare di promuovere il territorio, tutte queste attività enoturistiche portano comunque, arricchiscono il tessuto socio-economico e culturale del territorio, e poi dall'altro lato danno dei vantaggi sia alle aziende vinicole ma a tutto l'indotto, a tutte le attività del territorio. Quindi in conclusione che cosa possiamo dire? Dal bilancio emerge sicuramente che la denominazione è una denominazione molto complessa, che però è fortemente impegnata su diversi fronti, che non sono solamente ambientali ma sono anche sociali ed economici, e questo non è per niente scontato. È necessario ovviamente che questo però non deve essere, diciamo, considerato un punto di arrivo, ma bensì un punto di partenza. La denominazione deve impegnarsi per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, però diciamo che i cantieri sono già aperti, nel senso che sia la denominazione rappresentata dal consorzio che le aziende stanno già lavorando in quest'ottica. Tante aziende si stanno impegnando anche per ottenere certificazioni di sostenibilità come Viva ed Equalitas. La denominazione, qui c'è il presidente che è pronta, diciamo, a seguire gli incoraggiamenti del nuovo regolamento con la redazione di un report di sostenibilità in maniera continuativa nel tempo, e quindi è importante che adesso concentriamo gli sforzi nel ottimizzare la raccolta dei dati, come già viene fatto annualmente per il rapporto economico. Adesso dobbiamo ottimizzare la raccolta dei dati per avere dei dati che ci possano essere utili anche per la rendicontazione dei dati che degli aspetti che riguardano performance ambientali, sociali ed economiche. Grazie mille. Bene, adesso passiamo alle domande, se c'è qualcuno in sala che ha delle domande. Siamo comunque riusciti a trattenere il Presidente, e quindi il convegno è stato particolarmente interessante. No, riguardo la sostenibilità, non faccio domande perché è perfetto. Cioè, domande ce ne sarebbero tante. Mi incuriosisce la penultima slide del professor Rossetto. La penultima slide c'era le strategie delle aziende. E lì avevo letto, da qua sono onesto, leggevo male qui c'è la luce, però se lei mi fa vedere l'ultima, perché riguardava quelle aziende che fanno le etichette con scritto Prosecco ma non sono produttori. È vero? Bene, io
ci sono i miei colleghi qua, no? Cioè noi dobbiamo lavorare, lo dico a lei, poi ne faccia un commento perché poi dovrò scappare, ma io uso il termine picadores de etiquetas, cioè sono quelle aziende che non hanno un valore di investimento né culturale né volontà di prendere un marchio di area e di farlo valere, ma usano un marchio di area per avere un prodotto locale ma poi per vendere altri vini sul mercato. Dobbiamo capire, io non ce l'ho con nessuno, sono un liberale nato, però la differenza è che uno sia produttore o che metta un'etichetta su un vino solo perché gli serve, sfruttando il lavoro di marchio di area, noi dobbiamo creare le condizioni per cui ciò si percepisca subito dall'etichetta, il famoso marca ausiliare degli champagne, perché ce l'hanno anche loro sto problema, e se ci incoraggia a farlo io combatterò il doppio. Scusi, no, io non insegno niente a lei, però marcare l'etichetta, chiedo scusa, l'etichetta con una sigla particolare e promozionare questa sigla in modo potente perché si percepisca, sarà anche buono, l'avrà fatto un buon produttore, ma questa azienda che mette un nome a volte purtroppo offensivo del mondo prosecco, neanche solo dico Negliano Valdobbiadene, noi dobbiamo far capire che è uno che ha messo là un'etichetta di un vino che ha fatto un altro, ma non c'è una verità, una storia, una tracciabilità culturale dietro a quell'etichetta che ci distinguono, perché negli wine store usa oggi, quando io ci vado c'ho metà aziende che non conosco e sono 40 anni che lavoro qua, non le conosco. Non so se ci fanno bene, io direi di no, non ce l'ho con loro, però non si mescolino con i produttori veri, fra virgolette, quindi facenti parte di un circuito di produzione nella filiera, che tu faccia l'uva, che la trasformi solo o che la imbottigli solo mi sta bene, sei, fra virgolette, dei nostri. Nel momento in cui attacchi solo un'etichetta e quindi non hai necessità di fare reddito su quel vino là, ti serve perché in termini molto commerciali si apre il copia commissioni. Quando parli di prosecco tutti ti ascoltano, poi cominci a dire da dove ti ascoltano ancora, ma la prima domanda è quanto costa. Noi dobbiamo chiudere sta roba qua, ma se viene detto quanto costa a chi non ha interesse a farne e a crescerne il valore, noi ci perdiamo, per cui almeno scriviamo, questo è il mio suggerimento, questo ce l'attacca l'etichetta ma non è un produttore, perché poi la storia si inventa, i siti sono belli, i droni girano, le foto sono fantastiche, ma dietro c'è un PC e una scrivania, non c'è un investimento. Dobbiamo differenziarci da questi per far crescere il nostro valore, perché la sua relazione mi è piaciuta, tutte e due, cioè niente. Ma quella mi ha dato degli spunti di riflessione. Il microfono, professore. Presidente, che accolgo, effettivamente ha ragione. Ha ragione perché così il mondo del prosecco, l'avevo detto anche prima, forse tra le mie varie commenti, che il prosecco, il nome stesso trascina. Ha un effetto trascinamento, non è ovviamente per chi, chiamiamolo, adesso non voglio neanche usare certi termini, non ha il vigneto, ovviamente è un prodotto commerciale. Quindi è un prodotto che ha una strategia che si porta dietro altri prodotti, sul mercato internazionale te ce l'hai, ovviamente non è che, come prima ero a San Francisco, 10.000 km da casa, è una distanza enorme, non sanno neanche cos'è, però vedono il nome e sono entusiasti, però di chi è? Non è del prodotto, sì, bisognerebbe, però qui c'è tutto il problema, penso anche un po' del burocratico, amministrativo, legale, insomma bisogna ovviamente capire come effettivamente differenziare, separare i due flussi. Non è mica facile. Prego. Intanto ascolta i complimenti per il tuo intervento. Complimenti. No, vai pure, poi ti dirò relativamente alla domanda e la risposta. Cari amici, Rossetto,
molto bene, complimenti veramente. Hai parlato di prezzo, ma secondo me, come nell'esportazione, bisogna introdurre altre variabili, costo e profitto, perché io posso esportare di più e, proprio da ignorante, da colui che ha gli stivali in macchina, guadagnare di meno. Quindi nella tua relazione dovresti introdurre anche questa, e lo so che è difficile, ma tu sei un ricercatore come tale, quantomeno devi dire, scusate, questo è, dovrei arrivare lì, ma. Ecco. Per quanto riguarda la sostenibilità, a livello scientifico mondiale, visto che occupo ancora al vertice degli incarichi internazionali, si è partiti con le 3 gambe della sostenibilità, ONU, eccetera, eccetera, poi le hanno aumentate a 17, 47, e a livello internazionale siamo molto oltre, nel senso che abbiamo descrittori tecnici, materiali, immateriali, morali e spirituali, tecnici, economici, ambientali, sociali, esistenziali, etici, metaetici, ma soprattutto indicizzati. Non basta l'elenco, la grande novità mondiale già dal secolo scorso e parte dal Corneliano Campus è quella di questa visione globale con indicizzazione, perché le varie gambe dell'ONU e compagnia bella non hanno della sostenibilità, non hanno lo stesso valore. Ecco, e lì ci sono 2 sostenibilità, abbiamo esposto giovedì scorso nell'incontro lì della tavola diocesana, eccetera, eccetera, questo concetto che c'è una indicizzazione universale e l'altra applicata a livello operativo, pratico. Per cui l'intervento è per complimentarmi, ma per, secondo me, cercare un pochettino di ad maiora 4.1, sempre meglio, oltre. Altre domande? Ok, quindi dichiarerei, se non ci sono altri interventi, chiusi i lavori di questo convegno. Grazie ai nostri relatori, al professor Rossetto, alla dottoressa Di Chiara, al professor Vincenzi. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Ora siete invitati a un vin d'onore che è stato allestito nel foyer e quindi un ringraziamento, ovviamente la parola finale al Presidente della Fondazione. Sì, innanzitutto grazie e complimenti per le relazioni interessanti, soprattutto la storia dei mercati ormai è sempre più complicata. Forse volevo fare un intervento, ma riferirmi che quando nel 2008 si è cominciato a mettere ordine al territorio, ci voleva un po' di più decisione. Effettivamente siamo stati noi, io personalmente, a muovere un po' le cose quando è arrivata Paris Hilton a farsi le foto sul territorio che non c'entrava niente col territorio. Da lì siamo partiti e c'era molta confusione e dopo è stato fatto un po' di ordine. Forse ci voleva un po' di più decisione per separare le strade, come diceva il professore. E sulla sostenibilità mi fa piacere sentire che c'è la consapevolezza del territorio e degli operatori del territorio. Su questo lo vediamo tutti i giorni che cercano e quindi dalle istituzioni aspettiamo solo spinte per essere ancora più produttivi nella sostenibilità. Grazie. Lasciamo un libro fotografico del nostro territorio a ricordo ai 2 relatori. Simone ce l'ha già, ma Simone è il nostro punto di riferimento col CIRVE, quindi chiamiamo così, col mondo della ricerca, col quale ci sentiamo più volte nel corso dell'anno, col quale portiamo avanti appunto il premio di studio. Inviterei adesso Simone Geronazzo insieme al Presidente Confraternita, Gran Maestro Enrico, e al Vice Sindaco per una foto così ricordo della consegna del premio. Ecco.
Dopodiché ci spostiamo tutti per un brindisi in fondo alla sala. Grazie a tutti quanti sono intervenuti e sicuramente questi temi non restano nell'aria di questa sera, ma attraverso la registrazione li faremo girare perché sia a conoscenza di chi non è presente gli argomenti che abbiamo trattato questa sera. Bene, grazie a tutti.